Ad Agugliaro le elementari della scuola primaria Andreoli rimarranno chiusi fino al 31 gennaio prossimo a scopo precauzionale. Un elevato numero di positività al Covid, rilevato tra 33 alunni delle classi prima, quarta e quinta, ha indotto il nucleo SISP dell'Usotto Berica a far scattare la quarantena secondo il nuovo protocollo disposto dalla Regione Veneto. Già la scorsa settimana erano state poste in quarantena 3 classi su 5 per la positività di 2 bambini e 2 insegnanti. Ieri tutte le persone coinvolte nella quarantena sono state sottoposte allo screening propedeutico a rientro in classe, i cui risultati purtroppo non hanno lasciato altra scelta che sospendere le lezioni. In questo momento fortunatamente non ho notizie di casi con sintomatologia importante. Una decisione grave che di fatto impedisce la ripresa dell'attività scolastica di tutti i 66 alunni delle 5 classi. Un provvedimento concordato d'intesa direttamente con il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Usberica, a seguito della positività emersa inizialmente tra 2 insegnanti e 2 scolari, che ha indotto l'esecuzione dei tamponi nel fine settimana alle 3 classi interessate. Spiace molto per tutte le componenti della scuola, a cominciare dagli alunni, alle famiglie e anche agli insegnanti. Lo screening sarà ripetuto nel prossimo weekend e lunedì la scuola dovrebbe riprendere regolarmente le lezioni. L'amministrazione di Agugliaro ha dato ampia disponibilità al dirigente scolastico per le operazioni di sanificazione dei locali che saranno sicuramente necessarie prima della riapertura delle scuole.